Mira. Celebrata la prima unione civile arcobaleno, due donne si sono scambiate il sì sfruttando la nuova norma approvata dal governo Renzi con la legge Cirinnà. A officiare la cerimonia il sindaco Alvise Maniero, un evento tenuto top secret fino all'ultimo perché le donne non volevano condividerlo con la stampa. Stiamo parlando di un atto normale e molto bello, come ogni atto che riguarda l'amore, ha detto il sindaco. Ci onora sapere di essere stati i primi della provincia di Venezia. Mestre, c'è la conferma, la moschea di via Fogazzaro è illegittima, deve essere chiusa. Avevamo ragione noi. A parlare è il presidente del comitato Marco Polo Luigi Corò, soddisfatto dopo aver ricevuto una lettera firmata dal comandante della polizia municipale Agostini che certifica le violazioni inerenti il cambio di destinazione d'uso contro il comitato che aveva di recente puntato il dito con un esposto. Nel mirino il centro culturale bengalese di via Fogazzaro. Stando alla lettera però la polizia municipale avrebbe scoperto alcune irregolarità nel cambio di destinazione d'uso dell'immobile, inoltrando il tutto alla procura e alla prefettura. Fiesso d'Artico. Nel fine settimana alcuni vandali si sono introdotti nell'istituto K2 di Via Botte e colori alla mano hanno sporcato ovunque. Il fatto è stato denunciato con un post su Facebook dal sindaco Martellato. Qualche ragazzo ancora bambino ha scritto ha avuto la pessima idea di infiltrarsi nella nostra scuola e imbrattare muri, banchi e porte, sporcando il pavimento nuovo costato oltre 100.000 euro. Da genitore continua offro una possibilità. Lunedì mi recherò a denunciare il fatto alle forze dell'ordine. Se prima i responsabili si metteranno in contatto con me e puliranno tutto ciò che hanno imbrattato, potrei anche evitare di segnalarli.